I giovani liguri in cammino verso Roma per incontrare il Papa, iniziato oggi da Rapallo un pellegrinaggio che toccherà diverse località del Levante, 140 i partecipanti dalle diocesi di Genova, Chiavari e Spezia. Il Papa all'Angelus ha invitato i fedeli a non ridurre la relazione soltanto alla pratica delle leggi. Avere fede in Cristo, ha detto, significa compiere opere buone che profumano di Vangelo. È in vigore lo stato di pericolosità per gli incendi, vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco, sanzioni esemplari per chi viola il provvedimento. In questi giorni piccoli principi di incendio, ma situazione sotto controllo. Lutto all'ospedale Gaslini di Genova, è mancato Giorgio Dini, fu primario del reparto di emato-oncologia e salvò numerosi bambini da tutto il mondo. Mercoledì mattina i funerali nella chiesa di Borgoratti. Oltre 400 euro raccolti dai ragazzi dei frati a Sestri Levante per il convento dei padri Cappuccini. Ai Bagni Liguria la tradizionale serata estiva con canti della tradizione genovese. Calcio, Coppa Italia, buona la prima uscita ufficiale della Virtus Entella che al Comunale ha battuto il Siena 3-0. Prosegue la preparazione atletica per dare maggiore continuità al gioco. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio Oggi. I giovani di tutta Italia da oggi sono in cammino verso Roma per poi vivere sabato e domenica l'incontro con il Papa. Anche 140 ragazzi delle diocesi di Genova, Chiavari e La Spezia hanno iniziato da Rapallo il loro pellegrinaggio. Questa mattina l'inizio nella Basilica Rappallese e poi la salita a Montallegro. Nel santuario la catechesi di Don Mario Rollando e i lavori di gruppo. A presiedere il pellegrinaggio è il vescovo ausiliare di Genova, Monsignor Nicolò Anselmi, che è stato intervistato da Don Luca Sardella. È partito il cammino interdiocesano alla volta di Roma. Per molti è anche un'esperienza di cammino interiore, quasi una scommessa per la propria vita. Fare questi percorsi insieme, provenendo anche da varie esperienze ecclesiali, è un modo con cui Dio ci vuole dire qualcosa e vuole raggiungere il cuore di questi ragazzi qui. Partire è sempre un po' un'avventura particolare, ecco. Intanto bisogna vincere una certa ritrosia, staccarsi un po' dalle proprie comodità, ad andare verso qualcosa che comunque è sconosciuto. E quindi è già un atto di fiducia, di fede. Poi è necessario così anche mettersi in moto sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista, diciamo così, interiore, quindi la disponibilità ad incontrare nuove persone, ad affrontare nuovi stimoli ed anche per chi è credente ad ascoltare la voce del Signore che senz'altro in questi giorni parlerà al cuore di chi lo vorrà ascoltare. Che cosa ti aspetti personalmente da questi giorni? È quello di raccogliere così da questi ragazzi delle idee, degli stimoli da poter poi portare al Santo Padre e ai vescovi che saranno invitati a ragionare sul servizio che la Chiesa può fare ai giovani e con i giovani. Tra i partecipanti a questa esperienza si esprime un clima di gioia ed entusiasmo. Abbiamo raccolto alcune testimonianze proprio tra i ragazzi, li ascoltiamo. C'è tanto entusiasmo tra i giovani partecipanti al cammino. Qual è il desiderio di fondo che ti ha spinto a metterti in gioco? Volevo conoscere persone nuove e speravo che mi potesse essere utile per ravvivare un po' la mia fede e volevo vedere cosa questo cammino nuovo cosa mi potesse portare. Mi ha spinto il desiderio di ritagliarmi un po' di spazio per stare con Dio in modo un po' più profondo e per stare con gli altri in modo più intenso, perché poi nel quotidiano a volte ci si perde un po' e quindi l'entusiasmo è davvero coinvolgente. Per me è la prima volta e sono molto entusiasta di questo perché ho avuto testimonianze durante gli anni di questi eventi e tutti sono molto contenti di partecipare, allora anch'io mi sono voluto mettere in gioco, però mi sembra che questo evento abbia tutte le carte in regola per lasciarmi grande gioia, comunque nuove idee a fine settimana. Spero di tornare profondamente cambiato dopo questa esperienza. Che desiderio del cuore ti ha spinto a metterti in marcia? Ma io ricordo una frase che ci disse Papa Francesco alla GMG, dove ci disse appunto per seguire Gesù noi dobbiamo cambiare le nostre scarpe, prendere degli scarponi e seguirlo. E noi diciamo che lo stiamo facendo, noi stiamo camminando dei sentieri con tanta fatica, però penso che lungo questi sentieri Gesù ci parla. Se mi ha spinto di venire qua proprio questa frase di Papa Francesco che me la porto nel cuore, che è stato un momento speciale della GMG di Cracovia.
Che cosa ti aspetti da questi giorni? Sicuramente mi aspetto un cementarsi di tutti questi ragazzi che si riuniscono per queste esperienze, per costruire, ricollegandomi alle citazioni da GMG di Cracovia di Jacopo, per costruire quel incendiare le nostre città come ci aveva esortato il Santo Padre. Il cammino oggi si è concluso poi con la messa in cattedrale a Chiavari, i ragazzi alloggiano in seminario. Domani mattina la partenza alla volta di Sestri Levante, alle 16 la catechesi nella chiesa di Santa Maria di Nazareth e la messa presieduta dal vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Seguirà una serata di feste e di musica nel porto della Bimare. E ora parliamo dell'Angelus di Papa Francesco. Non ridurre la religione, ha detto, soltanto alle pratiche delle leggi, ma capire che avere fede in Cristo significa compiere opere buone che profumano di Vangelo. La sintesi nel servizio. Coltivare il rapporto con il Signore, rafforzando la nostra fede in Lui, che è il pane della vita, venuto per saziare la nostra fame di verità, di giustizia e di amore. È l'esortazione del Papa all'Angelus domenicale, durante il quale ha riflettuto sull'odierno Vangelo di Giovanni e sulle parole di Gesù: chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà sete mai. Gesù è venuto a portarci qualcosa di più, ad aprire la nostra esistenza a un orizzonte più ampio rispetto alle preoccupazioni quotidiane del nutrirsi, del vestirsi, della carriera e così via. Cristo, spiega il Papa, vuole saziare non soltanto i corpi ma anche le anime, dando il cibo spirituale che soddisfa la fame profonda, quello che rimane per la vita eterna e che Gesù ci dona ogni giorno, la sua parola, il suo corpo, il suo sangue. La folla non comprende però il senso dell'invito del Signore, come capita tante volte anche a noi, osserva Francesco. Pensa invece che Gesù chieda l'osservanza dei precetti per ottenere altri miracoli. È una tentazione comune questa di ridurre la religione solo alla pratica delle leggi, proiettando sul nostro rapporto con Dio l'immagine del rapporto tra i servi e il loro padrone. I servi devono eseguire i compiti che il padrone ha assegnato per avere la sua benevolenza. Questo lo sappiamo tutti. Chi ascolta Gesù, aggiunge il Papa, vuole sapere quali azioni debba compiere per accontentare Dio, ma l'opera di Dio, chiarisce, è che si creda in colui che Egli ha mandato. Ciò significa che la fede in Gesù ci permette di compiere le opere di Dio. Se ci lasceremo coinvolgere in questo rapporto d'amore e di fiducia con Gesù, saremo capaci di compiere opere buone che profumano di Vangelo per il bene e le necessità dei fratelli. Torniamo alle notizie del territorio. Regione Liguria è pronta a presentare il progetto per il potenziamento delle attrezzature a disposizione della colonna mobile regionale della Protezione Civile al Dipartimento Nazionale. Il piano ha a disposizione 1.105.000 euro per il triennio 2017-2019. Si tratta di strumenti come cucine da campo, mezzi antincendio, gruppi elettrogeni, idrovore, utili per la gestione delle emergenze e che consentono di dare maggiore funzionalità ai moduli di assistenza alla popolazione in caso di calamità. E continua l'ondata di caldo in Liguria, così l'ARPAL ha diramato anche oggi un nuovo avviso meteorologico. Il dato più significativo è il leggero aumento dell'umidità che insieme alle temperature sempre alte provocherà condizioni di elevato disagio fisiologico. Una situazione che proseguirà anche domani, martedì 7 agosto e mercoledì 8. Anche nel Tigullio minime elevate nella notte appena trascorsa, la più fresca, tra virgolette, è stata quella registrata nella notte a Cabanne di Rezzoaglio con 13,4 gradi. Ed è in vigore, proprio anche in virtù del forte caldo che c'è sul territorio, lo stato di pericolosità per gli incendi. In questi giorni è vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco. In campo, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri forestali, ci sono anche 2.000 volontari organizzati in 200 associazioni. Sentiamo.
Qualche principio di incendio in alcune zone della Liguria, ma ad oggi la situazione è molto più tranquilla degli anni scorsi. A dirlo l'assessore regionale Stefano Mai, ricordando che è in vigore in questi giorni lo stato di grave pericolosità. I roghi non si sono sviluppati anche grazie al pronto intervento di tutto il sistema antincendio boschivo, spiega Mai, gestito dai Vigili del Fuoco nonostante le difficoltà derivanti dalla soppressione del Corpo Forestale dello Stato. Per ora, dall'inizio dell'anno, solo 29 roghi per una superficie percorsa dal fuoco di 2,8 ettari. A causa dello stato di pericolosità, in questi giorni è vietato bruciare le sterpaglie, usare fiamme di ogni tipo, apparecchi elettrici e a motore nei boschi poiché rilasciano scintille, fumare o gettare le cicche delle sigarette e persino parcheggiare l'auto con il motore caldo accanto alle zone verdi. Esemplari le sanzioni per i trasgressori, come ricorda l'assessore Mai. Le sanzioni sono molto pesanti, si passa dai 51 euro ai 516 come sanzione amministrativa. E poi sicuramente c'è la corresponsione del danno procurato ad esempio al bosco. E poi chiaramente si applicano gli articoli del codice penale e quindi ad esempio chi cagiona un incendio è punito con una reclusione dai 3 ai 7 anni che può arrivare fino ai 10 anni. Quindi sono sanzioni molto pesanti, esemplari, speriamo che possano fungere anche da deterrente per i malintenzionati e voglio anche ringraziare in questo frangente i carabinieri forestali perché stanno svolgendo un'azione di tutto rispetto e hanno già individuato una serie di responsabili ai quali sono stati sicuramente applicati questi articoli del codice penale. Ricordiamo che in caso di incendio boschivo occorre allertare subito il sistema regionale di intervento chiamando il numero verde 880 70 47 oppure il numero unico per le emergenze 112. Pomeriggio di disagi in A12, intorno alle 12:30 due vetture si sono scontrate e una di esse si è rovesciata in galleria. Il fatto è accaduto in direzione Livorno poco prima del casello di Recco. Per fortuna gli occupanti sono usciti autonomamente. Sul posto i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. I feriti sono stati portati in ospedale a Nervi. A metà pomeriggio poi si sono verificate code per traffico intenso tra Recco e Rapallo. Interpellanza del consigliere di Riprenditi Sestri Popolare Marco Conti sulla questione del cromo esavalente nelle acque potabili. Sul sito internet del Comune, spiega Conti, le ultime analisi alla rete idrica risalgono all'aprile del 2018, ma spiega nell'agosto 2014 ARPAL aveva rilevato picchi di cromo esavalente. Così il consigliere chiede che tutte le analisi effettuate vengano costantemente pubblicate online. Conti chiede anche che nel mese in corso vengano effettuati i controlli delle acque potabili. L'interpellanza è stata sottoscritta dai consiglieri di minoranza Sturla, Stagnaro e Benedetti. Il gruppo Lavagna per Tutti invece lamenta la presenza di sporcizie e rifiuti di ogni genere in città. Cattivi odori, incuria generalizzata e interventi di trasbordo rifiuti rumorosi sono i principali problemi sottolineati dal portavoce Alex Scardavilli. Il gruppo chiede di porre subito degli interventi migliorativi anche in considerazione del periodo turistico in corso. E ora andiamo a Santa Margherita Ligure dove è arrivato il primo cestino intelligente. Si chiama Clean Cube, è l'ultima frontiera tecnologica in ambito di cestini da strada. Si tratta di un brevetto innovativo commercializzato dalla Colimat SRL che ha scelto di installarlo in via sperimentale a Santa Margherita Ligure e a Portofino. Si tratta, lo vedete nelle foto, di un parallelepipedo di colore scuro alimentato con pannelli solari, contenente un GPS e una SIM, con all'interno un sensore che aziona un compattatore ogni volta che il cestino è pieno, aumentandone dunque la capacità fino a 8 volte. L'operatore pertanto dovrà svoltarlo molto meno frequentemente e sarà avvisato da un'app quando è il momento di intervenire. Il cestino invia i dati ad una piattaforma che li elabora e restituisce una serie di risposte utili al gestore del servizio. Il primo esemplare è stato installato questa mattina sul lungomare di Santa Margherita Ligure di fronte al castello, un secondo sarà posizionato a Portofino nei prossimi giorni. L'azienda costruttrice del modello spera in un successo dell'iniziativa e confida che possa nascere nel tempo una collaborazione. Cambiamo tema, si è spento sabato il dottor Giorgio Dini, medico di oncoematologia del Gaslini di Genova, pioniere nel campo del trapianto di midollo osseo, una figura di riferimento per tante famiglie e bambini ammalati che oggi lo ricordano, possiamo dire, in tutte le lingue del mondo. Il dottor Dini era conosciuto anche nel Tigullio. Sentiamo. Si era fatto bambino per i bambini, era un primario di grandi capacità, direttore del Dipartimento di Ematologia e Oncologia dell'ospedale Gaslini di Genova, ma per loro era semplicemente il dottor Dini, con la sua pacata sicurezza, la sua gentilezza, il suo sorriso grande, l'umiltà dei piccoli.
Il professore Giorgio Dini ha dedicato la vita a salvare i bambini ammalati di tutto il mondo. Il dottore era molto conosciuto anche nel Tigullio e aveva dato una grossa mano alla missione interdiocesana Ligure a Cuba. Grazie a lui, infatti, sono stati salvati dalla leucemia Eliane, Gretel, Luis Daniel, e ad altri che non ce l'hanno fatta ha comunque donato indimenticabili momenti di speranza. Dini ha seguito il caso di Lilianette, la ragazzina cubana operata alle corde vocali. A novembre era poi stato a Cuba insieme ad un'equipe del Gaslini per capire come iniziare a fare i trapianti di midollo osseo all'ospedale di Santa Clara. Un mese fa aveva ricevuto la segnalazione della giuria del premio Bontà Don Nando Negri al villaggio del ragazzo. Ma tanti bambini in tutto il mondo avevano in Giorgio Dini il loro angelo personale e oggi ne piangono l'inaspettata scomparsa. È arrivata questa notizia, è arrivata qua in Italia, qua da noi, ed è arrivata ormai penso a Cuba. È una brutta notizia perché lui ormai aveva lasciato, era andato in pensione, però sicuramente in questi anni ha fatto molto per le famiglie, in particolare per i bambini, i ragazzi malati che sono stati aiutati, sono stati alcuni anche proprio operati, sono stati visitati al Gaslini, e lui si è speso tantissimo per aiutare questi bambini e le loro famiglie. Io credo che in questi casi il dispiacere, la preghiera per lui è proprio da parte di tutti in Italia, ma anche proprio a Cuba in questo momento un senso di grande gratitudine nei suoi confronti, nei confronti della sua famiglia, per tutto quello che ha fatto. Ed è lutto a Sestri Levante per la scomparsa di David Bixio, 95 anni, fondatore del premio Andersen dedicato alle fiabe per bambini, che da oltre 50 anni tiene alto il nome della città. I funerali sono stati celebrati oggi nella chiesa di Santo Stefano del Ponte. Bixio è stato medico ginecologo, imprenditore e uomo di cultura che ha dedicato forza, passione e tante idee per la città e per il territorio. Oltre al premio Andersen è stato presidente dell'Accademia Italiana della Cucina e fondatore insieme alla moglie della casa di riposo Villa Ilia, oggi sempre gestita dalla famiglia. Su Facebook il sindaco Valentina Ghio lo ricorda per la sua intelligente ed ironica umanità. Lascia la moglie Ilia e i figli Luca, Vittoria e Massimo, attuale presidente del Consiglio Comunale. La cronaca: la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure ha denunciato un turista scoperto a navigare nella zona di Cala dell'Oro, nell'area marina protetta di Portofino. Nella riserva naturale, infatti, sono vietate la navigazione, l'ancoraggio e l'ormeggio di tutte le unità a motore. L'uomo stava conducendo un gommone. E in occasione della Silent Disco di Sesti Levante, uno straniero 24enne residente a Cicagna, in evidente stato di ebbrezza alcolica, infastidiva le persone con schiamazzi e minacciava i carabinieri presenti sul posto per il servizio di ordine pubblico. Il ragazzo, che ha precedenti, è stato denunciato dai militari per ubriachezza molesta e minacce a pubblico ufficiale. Cambiamo argomento, restiamo a Sesti Levante. Il coro dei ragazzi dei frati, nato su ispirazione nel ricordo di Monsignor Giancarlo Crovetto, si è esibito ai Bagni Liguria, come ormai tradizione, per una serata tutta dedicata ai ricordi sestrini e con l'obiettivo di raccogliere offerte per i frati cappuccini. Il servizio. Placche dell'uomo, carte geografiche, tocchi dei spegni, pommelli pippi, doppano veggio, recette nastri, dei capellini, chiti dei cumbi o dei gallini. Oltre 400 euro raccolti in una sola serata per i cappuccini di Sesti Levante. Ai Bagni Liguria si è tenuto il tradizionale concerto estivo in genovese preparato da I Ragazzi dei Frati, gruppo composto da amici di vecchia data, realtà dedita al recupero delle tradizioni e dei dialetti locali. Al solito repertorio quest'anno si è aggiunta un'apprezzata novità. Una canzone che ha composto Dillo, conosciuto da tutti a Sestri, in collaborazione mia. È una specie di blues, è il primo blues in dialetto sestrino che si chiama Kuma Pregà. Lui si è trovato con un gruppo di stranieri nella Baia del Silenzio, da Levante, all'alba di una mattina. Tutti erano entusiasti, non facevano altro che dire oh good, good, bello, good. A un certo punto lui è venuto in mente è tutto così bello che non può essere un caso, qualcuno l'ha creato. E per quello che noi l'abbiamo detto è come una preghiera. E ti pensi, è tutta una magia, e ti t'atrevi lì come a pregare. In fondo, se gli amici che compongono il gruppo non sono più dei ragazzi e i frati sono sempre di meno, l'amicizia e il desiderio di aiutare fanno sì che ancora oggi tante persone si ritrovino per far festa, divertirsi e sostenere le attività del convento di Sesti Levante. I ragazzi dei frati sostengono abitualmente un po' le attività del convento, quindi
sia la mensa per i poveri e poi le nostre attività di frati e tutto quello che comporta anche il mantenimento del convento. Senza l'aiuto della gente i frati fanno ben poco, noi siamo semplicemente dei canali che restituiscono. Ecco. Rosella Postorino con il romanzo Le Assaggiatrici ha vinto la 34esima edizione del Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice Rapallo 2018. La scrittrice calabrese, romana d'adozione, si è imposta sulle altre due autrici della terna, Margherita Oggero con Non fa niente e Maria Attanasio con La ragazza di Marsiglia. Il romanzo vincitore parla di presenze e amicizie femminili legate da una particolare e comune maternità. La storia si snoda dagli anni 20 al 1990. La parrocchia di San Lorenzo della Costa, Santa Margherita Ligure, lo scorso anno ha raccolto a favore delle missioni 7.160 euro. 3.810 sono stati destinati ai progetti di Padre Giuseppe e Padre Franco in Tanzania, 2.000 per un progetto in Uganda, 350 euro per aiutare Suora Annarita in Costa d'Avorio, 500 euro per Cuba per fronteggiare l'emergenza dell'uragano Irma e altri 500 per il centro d'ascolto di Santa Margherita Ligure. Il gruppo missionario della parrocchia ha già allestito la mostra a mercato di quest'anno che aprirà mercoledì 8 agosto nei locali accanto alla chiesa. Gli orari mercoledì e giovedì dalle 16 a mezzanotte, venerdì giorno della festa di San Lorenzo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 24. La mostra sarà poi aperta le domeniche 12 e 27 agosto e il giorno di Ferragosto. Si potranno acquistare prodotti di artigianato locale e così aiutare le missioni. Nella notte di San Lorenzo, tra venerdì 10 e sabato 11 agosto, sarà possibile ammirare le stelle cadenti dall'Osservatorio regionale dell'Antola. Il centro di Casa del Romano sarà aperto al pubblico e ATP Esercizio, insieme al Parco dell'Antola, ha messo a disposizione un bus navetta che permetterà di raggiungere l'osservatorio in sicurezza. Nella notte tra il 10 e l'11 sarà istituito un servizio da Torriglia con andata alle 20.45 e alle 21.02 da Montebruno per arrivare alle 21.40 a Casa del Romano. Il ritorno è previsto un quarto d'ora dopo la mezzanotte da Casa del Romano, confermata a mezzanotte 45 a Montebruno e il capolinea all'1:10 a Torriglia. I turisti possono accedere al servizio prenotando al numero 0185 37 32 83, attivo sino al venerdì dalle 9 alle 14. Il pagamento del servizio di 5 euro sarà effettuato direttamente all'autista a bordo del bus. E ora siamo allo sport e parliamo della Coppa Italia che ha visto allo Stadio Comunale di Chiavari la prima uscita ufficiale della nuova Virtus Entella guidata dal mister Roberto Boscaglia. I biancocelesti non hanno tradito le attese del pubblico e in questo turno hanno battuto gli avversari della Robur Siena 3-0. Le reti al 20° di gioco Belli che in posizione da centravanti ha controllato di petto e rovesciato in porta un pallone non facile. Al 32° Petrovic, approfittando di un'incertezza di Nardi, ha appoggiato in testa di testa in rete il definitivo 3-0 siglato al 60° da Di Paola. Ma sentiamo i commenti dei protagonisti della partita. Francesco, un gran bel gol. Sì, dai, era da tanto tempo che aspettavo di fare un gol, poi i compagni, i fisioterapisti mi stuzzicavano da tempo, quindi dai, sono riuscito a fare il primo gol, è stato anche un gol bello, quindi sono doppiamente felice. Come hai visto, come hai pensato con la rovesciata? Niente, lì sono frazioni di secondo, ho visto questa palla che mi ha appoggiato inizietto di testa, ero spalle alla porta, l'ho stoppata e mi è venuto spontaneo di girarla così, è andata bene, quindi sono contento, dai. Che partita in campo? Ma sicuramente stasera abbiamo fatto un'ottima partita sotto tutti i punti di vista, secondo me era la nostra prima uscita ufficiale, diciamo, quindi non sapevamo bene le dinamiche del campo e tutto, quindi credo che tutto il gruppo si sia comportato bene, abbiamo retto a livello fisico che è una cosa molto importante in vista del campionato e è stata un'ottima prestazione coronata appunto da un'ottima vittoria secondo me. L'azione del gol? Ero là, semplicemente ero là e palla è arrivata, il portiere un po' sbagliato però gol è gol. Come è andata la preparazione? Sta andando bene in questo periodo? Sì, è andata benissimo, abbiamo allenato tanto, abbiamo corso quasi ogni giorno, anche forza abbiamo fatto, siamo preparati veramente benissimo. Contenti il mister della prima uscita? Contento del risultato che comunque è arrivato dopo una buona prestazione, al culmine di una buona prestazione. Partita comunque difficile contro una buonissima squadra, siamo partiti molto bene. Aggredendoli, giocando molto alle spalle dei loro esterni, con qualità ma soprattutto con tanta gamba. Comunque l'impressione è che dal primo secondo tutti i giocatori ci tenessero a questa partita.
Sì, tanto, tantissimo, perché comunque vengono da un'annata un po' tribolata. Bene perché c'è tanta voglia, tanta rabbia positiva, voglia di lavorare, voglia di correre, voglia di mettersi in discussione, quindi questo è positivo. Ancora sport, la Chiavari Nuoto può concentrarsi sulla prossima stagione sportiva. La società ha avuto la certezza di poter gestire la piscina Ravera di Largo Pessagno. Il TAR della Liguria infatti ha respinto il ricorso presentato da una società concorrente contro la delibera del Comune di Chiavari che aveva decretato la vittoria della Chiavari Nuoto. Oggi inoltre è stato ufficializzato un nuovo allenatore, sarà Andrea Pisano, spezzino del 1961 con vari successi alle spalle sia da giocatore sia da allenatore. Nicola Chiari invece ha rinunciato a causa dei propri impegni professionali alla carica di direttore sportivo. E ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per martedì 7 agosto. A Lavagna sul lungomare Labonia sarà possibile visitare alle 16 il mercatino dei creativi, un'idea nelle mani. Alle 19 Casa Carbone aprirà le porte per un aperitivo in giardino ed infine, sempre alle 19 a Cavi di Lavagna, torna il Borgo in Tavola. Alle 18:30 ai Bagni Liguria in Viale Rimembranza Sestri Levante verrà presentato il libro Quando la notizia è buona di Dino Flambati. Al campo sportivo San Bartolomeo di Levi alle 19 serata dedicata ai piatti tipici del territorio, tra cui l'asado di Gianni. Alle 21:30 ballo con orchestra. A Tavola in Valgraveglia giunge alla 6ª edizione. Gli operatori del settore turistico invitano ad una serata dedicata ai sapori tradizionali accompagnati dalla musica di Roberto Rossi. L'inizio alle 19:30 nell'area verde Sandro Pertini. Proseguono i festeggiamenti dedicati a San Giacomo a Canevale, frazione del comune di Coreglia Ligure. Per questa ultima serata danzante con orchestra l'ospite sarà Paolo Bertoli. A Santa Margherita Ligure torna il consueto appuntamento estivo con la visita serale a lume di candela, fantasmi e leggende di Villa Durazzo. Verranno percorse le sale della villa alla ricerca degli angoli più nascosti e dei particolari più curiosi. L'inizio alle 21. La compagnia Quelli della Navota di Carasco, in occasione della 31esima rassegna di teatro in dialetto Elio Rossi 2018, presenterà Impuscibile a Nada Accordo, 2 atti di Loredana Con. L'inizio alle 21 all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Alle 21 sul Sagrato di Sant'Andrea a Levanto, in provincia di La Spezia, si esibirà il duo composto da Adrian Pinzaro al violino e Valentina Messa al pianoforte, accompagnati da musiche di Dvorak, Brahms, Paganini e Franck. In occasione della festa di San Gaetano al Circolo Anspi di Pignona a Sesta Godano in Val di Vara si terrà una serata di ballo liscio. Prosegue Eventi Estate 2018 ad Eiva Marina con concerto di musica folk insieme a Filippo Gambetta Trio. L'inizio alle 21:30 sul lungomare. Concludiamo con una lieta notizia. Oggi 6 agosto il vescovo diocesano compie 73 anni. Monsignor Alberto Tanasini, nato a Ravenna il 6 agosto 1945, è vescovo della diocesi di Chiavari da 14 anni e da 7 è presidente della Fondazione Stella dell'Evangelizzazione che fa capo all'emittente televisiva. Il compleanno 2018 si colloca in un momento particolarmente significativo per la Chiesa chiavarese con il lavoro sinodale svolto nei mesi scorsi e a ridosso di un nuovo percorso che prenderà avvio con il convegno diocesano e proseguirà con la seconda visita pastorale alla diocesi. L'augurio al vescovo è che possa proseguire nel suo ministero pastorale con rinnovato slancio, sostenuto anche dalla vicinanza e dalla preghiera dei fedeli e accompagnato dalle nostre telecamere nell'incontro con le comunità del territorio. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ci ritroviamo domani mattina alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace condotto da Marco Ravello. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci.